momento in cui saremo eletti proporremo l'abolizione dei fondi ai gruppi consiliari. Riteniamo che un consigliere prenda già abbastanza denaro pubblico da non aver bisogno di spartirsi quote per fare ancora attività politica. La leader di Sardegna Possibile, Michela Murgia, annuncia una prima decisione sui costi della politica nel giorno della presentazione dei simboli delle liste che compongono al momento la coalizione alle prossime regionali. 3 finora quelle che appoggiano la Murgia, a parte Progress, primo movimento a sostenere la scrittrice. È stato il giorno del battesimo per Gentes, che ha come coordinatrice l'ex assessore regionale Romina Congera, e Comunidade, una sorta di lista di sindaci amministratori che è il suo punto di riferimento nell'ex presidente del PD, Valentina Sanna. Sardegna Possibile è ancora aperta ad alleanze, ma non con partiti con riferimenti oltre Tirreno, il che chiude le porte a 5 Stelle. Il nostro tavolo è stato sempre aperto, però intorno ai temi e con libertà. Non negoziamo quote di voti, non negoziamo segnalini sulle poltrone. Credo che questo appartenga alla vecchia politica.